inizia questo appuntamento. L'appuntamento di questa sera è con il professor Valerio Marchi. È un nostro amico Valerio Marchi, perché ormai sono è il quarto o quinto appuntamento che facciamo con lei. Questa sera ci presenterà il libro Il Luzzatto del Friuli. Questo è un ulteriore passo in avanti nella storia delle famiglie ebree in Friuli, di cui ci ha già introdotto con la storia della famiglia De Gentili e con il Morpurgo, sindaco di Udine. Credo che con questo non credo che si chiuda la trilogia, perché ci sarà forse una quadrologia, una quintologia, una sestologia. Vedremo, noi saremo sempre pronti ad accoglierlo con noi, perché è sempre un piacere conversare con lei. Grazie alla professoressa Bonsignore, che questa sera lo presenterà assieme al professor Valerio Marchi. Grazie anche all'editore, l'ingegnere Vittorio Zanon, con cui ci leggo una lunga amicizia da molti anni, e grazie naturalmente all'amministrazione comunale, qui presente nella persona dell'assessore Ornella Comuzzo, che ci supporta e ci sopporta continuamente in tutte le nostre iniziative. Io non mi rimane che ringraziarvi di nuovo per averci di nuovo accolti nelle vostre case, e vi auguro un buon ascolto e grazie a tutti voi. Grazie. Buonasera a tutti anche da parte mia. Vi porto i saluti dell'amministrazione comunale di Tavagnacco, che ha il piacere di ospitare anche questa sera questo evento, un evento speciale, in quanto in questo periodo purtroppo le iniziative culturali organizzate dall'amministrazione sono sospese per i noti motivi, per cui abbiamo accolto con grande piacere questa iniziativa del Centro Culturale Settetori per il Terzo Millennio, che ha voluto presentare questo libro, questo interessantissimo libro del professor Valerio Marchi sulla famiglia Luzzatto. Io ringrazio davvero di cuore il presidente, l'ingegner Stefano Urbano, Giampaolo Feruglio per le riprese, il professore e tutti gli ospiti di questa sera. Sarà senz'altro un'occasione per conoscere la storia di una famiglia che, come è stato detto, ha fatto anche la storia del nostro Friuli, e quindi siamo particolarmente ansiosi di ascoltare la presentazione di questo libro, e ovviamente ringraziamo il professore per questa ulteriore fatica, però sempre molto interessante. Come si diceva, il professor Marchi ormai è un ospite fisso qui a Tavagnacco, siamo molto orgogliosi di questo e speriamo anche di poter proporre altre iniziative, anche teatrali, prossimamente, sperando appunto che questa pandemia abbia fine e quindi che si possa veramente riprendere le iniziative culturali nel migliore dei modi, come abbiamo sempre fatto. Grazie a tutti e buon ascolto. Buonasera a tutti. Mi pare sia inusuale che l'editore di un'opera apra un dibattito e un dialogo, ma pur essendo inusuale, per chi parla è un piacere, soprattutto se si tratta di Valerio Marchi. Partiamo dall'autore. Valerio Marchi l'ho conosciuto qualche anno fa, anzi diciamo qualche anno fa, e ho subito apprezzato il suo modo di porgersi in maniera rigorosa e lineare, qualsiasi argomento si toccasse. In particolare questa sera, parlando di storia, ecco, e leggendo il manoscritto che ci presentò, Il Luzzatto del Friuli, una famiglia ebraica tra il Risorgimento e l'Unità, io ebbi una piacevole sorpresa, nel senso che immaginavo, per quello che ci eravamo parlati, che fosse una storia di una famiglia. In realtà il pregio di questo libro, o meglio dell'autore che ha saputo sviscerare un periodo storico molto intenso e particolare, attraverso la famiglia Luzzatto è quasi una sorta di apriporta per entrare nella storia del Friuli. La nuova base editrice è nata nel 64 e nacque
tutto sommato con un progetto molto limitato. Si trattava di rilanciare la rivista La Panarie. Il progetto culturale alla base di quel tempo era proprio far conoscere la storia, le caratteristiche della piccola patria, delle sue terre, dei suoi beni, delle sue qualità geografiche e orografiche, ma soprattutto del suo popolo, della sua gente. E la seconda meraviglia che ho avuto è stato che quando leggevo del Luzzatto, mi pare della famiglia Luzzatto, mi sembrava quasi di entrare nella solita storia di una famiglia ebraica, israelita, quindi con tutte le caratteristiche, tutte le cose che ti portano quando affronti una civiltà complessa e un popolo singolare e unico come sono gli ebrei. In realtà già a metà del libro, bastavano i primi capitoli, ti accorgi che in realtà noi stavamo parlando, lo storico Valerio Marchi stava parlando di famiglie friulane a tutti gli effetti. Avevano una sensibilità e una carica per la terra, per la piccola patria, per il Friuli, che non aveva, come dire, distinguo perché loro erano ebrei, anzi, probabilmente, e allora ti viene anche un senso di colpa. Io che sono un cattolico abbastanza impegnato e convinto, mi trovai turbato su certi spunti e su certe vicende che interessarono la dialettica fra la famiglia Luzzatto e non solo il Luzzatto e la Chiesa cattolica del tempo. Però ho trovato anche una grande qualità nello storico, che lo dice lui stesso. Le situazioni che tu vai a studiare, se soprattutto dei secoli scorsi, di un passato, devi stare attento di non cadere in un tranello, di ragionare con la mentalità attuale sul tempo, perché in quel tempo mentalità, sensibilità erano affatto diverse. E quindi lo storico, e vi porto per mano e il lettore potrà rendersi conto che quando arriva anche ad affrontare aspetti delicati sui quali non entro perché non voglio portare via assolutamente lo spazio alla professoressa e all'autore, quando ti trovi anche in passaggi delicati, la capacità dell'autore è proprio quello di aiutarti a essere staccato, a non prendere parte a favore di uno o dell'altro, e solo ti arricchisci di elementi che ti spieghi perché siano successi e perché il Friuli di oggi è quello che è, radicato proprio sulle cose che successero in quei tempi. In particolare dei Luzzatto io ne sapevo poco e niente, obiettivamente, come so poco e niente di tante cose, però ti accorgi che i Luzzatto hanno avuto una, si può dire, influenza, e soprattutto hanno portato valore aggiunto non solo a Udine o a San Daniele o a Pavia, ma in tutto il Friuli. Sono i friulani di grosso calibro e di grosso livello, anche perché hanno avuto la capacità di inserire processi di innovazione nel campo industriale, nel campo agricolo, in tutte le loro iniziative, creando premesse molto preziose per il Friuli di oggi. E alla fine, quando ci siamo trovati l'opera in mano, è stata una soddisfazione, anche perché io dico sempre che l'editore è come le comari, si dice a Furlano, o se vogliamo la levatrice, niente di più. È l'autore il protagonista, sono i fatti che lui riesce a raccontare in una certa maniera che ti fanno vedere che il parto è stato un parto felice, la creatura è una creatura, il libro
questa sera, di cui parliamo questa sera, è una bella riuscita. Mi dispiace dirlo io, ma l'editore lo dice precisando che il suo merito, o meglio il merito dei collaboratori dell'editore, è stato questo. È stato quella fatica di fare in modo che la corposa nota biografica, il corpus, è un libro di 500 pagine, ma con richiami, note storiche, eccetera, che solo Valerio ha saputo scavare con pazienza e soprattutto sempre con molto rigore. E in ultimo, la grande scoperta, al giorno d'oggi che parliamo tanto di parità di genere, si va anche oltre, secondo il mio punto di vista, ma qui ci sono esempi di un femminismo ante littera, un sano femminismo ante littera, per cui nella famiglia dei Luzzatto trovi dei grandissimi protagonisti maschi, ma io direi che le donne dei Luzzatto sono veramente persone e personaggi di una modernità sconcertante, per cui ne vale la pena parlare. A me dispiace solo una cosa: il libro l'abbiamo pubblicato e uscito nel settembre del 19. Facciamo una bellissima, interessante presentazione in comune a Udine e facciamo altre poche Campoformido. fra l'altro a Campoformido, dove oggi dopo tanto tempo ci siamo visti anche con la professoressa, e poi non siamo più riusciti a fare delle presentazioni. Naturalmente la presentazione a distanza, queste registrazioni sono, per amor di Dio, non ci sono altre situazioni, speriamo che questo Covid la smetta, ma questo è un libro che merita veramente di essere non presentato, ma dialogato e discusso. E con questo auguro buon lavoro alla presentatrice. Ringrazio Valerio di aver accettato di pubblicare con una nuova base e ringrazio gli ospiti, Presidente dell'Associazione Culturale, per questa opportunità. Buonasera, ringrazio tutti, ringrazio Valerio che mi ha invitato per presentare, per dialogare con lui su questo libro. Valerio è un carissimo amico, più che ventennale, nonché un collega, uno storico accuratissimo, conoscitore dell'ebraismo sia a livello internazionale, nazionale e specificatamente locale, quindi nella sua dimensione friulana. Prima però di iniziare questo dialogo vorrei ricordare una storia della tradizione chassidica, che è un punto fermo, no, nell'ebraismo. Ecco, i maestri rabbini dicevano che la nostra anima è coperta e protetta da 3 vestiti, che sono il pensiero, la parola e l'azione. Il pensiero è quello che noi vogliamo essere, è l'impronta che diamo al nostro modo di esistere, i valori, no, in cui crediamo, i valori di riferimento. E questo pensiero si trasforma poi in parola, in possibilità di comunicare, di entrare in relazione con gli altri. Una parola che può essere orale, può essere anche scritta, quindi un'oralità e anche una scrittura. Il pensiero e la parola poi si trasformano in azione, perché tutto quello che noi pensiamo e quello in cui crediamo, naturalmente lo dobbiamo mettere in pratica. E io credo che questi 3 vestiti dell'anima sono proprio, ecco, il segno con cui possiamo leggere il libro di Valerio. Valerio ci introduce a un pensiero che è la storia appunto della famiglia Luzzatto, dei Luzzatto in Friuli, una famiglia ebrea in una dimensione nazionale italiana e friulana specificatamente, una famiglia che vuole tenere unite le 2 identità, che non rinuncia a nessuna, né all'una né all'altra, né all'appartenenza più propriamente religiosa né a quella più identitaria. Quindi ebraismo e nazionalità italiana proprio si confondono, no? Nel senso più positivo del termine. Ma Valerio ci comunica questo attraverso una scrittura che è densissima, è ricca di riferimenti, è ricca di fonti, è ricca anche di immagini, no? Come vedremo poi durante la presentazione
immaginazione, e questo poi consente anche di trasformarsi in azione, l'azione come quella di stasera, cioè la possibilità di poterne parlare, di poterne discutere insieme e di poter anche dare agli altri, no, la possibilità di conoscere, ecco, di avvicinarsi a questo testo. E i tre vestiti dell'anima però sono anche quelli del Luzzatto, appunto, cioè di questa famiglia che ha avuto un peso fondamentale, no? Nel tessuto economico, sociale, politico, culturale, appunto, del Friuli. Tre vestiti dell'anima che si sono manifestati attraverso i vari protagonisti di questa famiglia, come diceva prima appunto l'editore, uomini ma anche donne che hanno avuto un peso particolarmente rilevante. E questo consente di mantenere un filo appunto tra il passato e il presente. Quindi è importante la memoria, proprio perché attraverso la memoria e il ricordo, in questo caso per esempio della famiglia, dei suoi componenti e degli eventi che naturalmente hanno caratterizzato poi il periodo storico, quindi dalla seconda metà dell'Ottocento, prima seconda metà dell'Ottocento fino agli inizi del Novecento, ecco, questo ha impresso poi profondamente nel nostro tessuto culturale. Diceva Elie Wiesel, che è uno scrittore ebreo sopravvissuto ai campi di sterminio, che i ricordi in fondo sono quello che stiamo vivendo. Noi uniamo sempre il passato e il presente, e un altro filosofo sempre dell'ebraismo che si chiama Abraham Heschel dice: i ricordi sono i santuari del tempo. Secondo me questa è una bellissima immagine, no? Quando noi ricordiamo è come se vivessimo il tempo in un santuario, quindi con una religiosità, no? Con una forma proprio di adesione. E non è un caso che nell'ebraico ci sono sempre due termini che vanno affiancati. Uno è Shema, la parola Shema, e l'altra è la parola Zakor. Shema vuol dire ascolta, Zakor vuol dire ricorda. Quindi ascolta per ricordare, ascolta perché la memoria si imprima su di te. E accanto a questo c'è anche un altro verbo, che sarebbe Zakor e Shamor, ricorda e mantieni. Quindi la memoria va mantenuta e va trasmessa attraverso la testimonianza. Noi attraverso questo libro possiamo ritornare indietro nel tempo, ma trovare i segni del presente appunto attraverso lo studio e la storia del passato. Quindi io, vista che è una famiglia, no? Ecco, Giuseppe Mazzini, eroe del Risorgimento italiano, diceva che la famiglia è la patria del cuore, no? Ecco, chiedo a Valerio, quali sono i temi principali, ecco, i nodi fondanti con cui tu proponi in questo libro la storia del Luzzatto? L'intenzione principale è stata quella di parlare degli ebrei prima della Shoah, perché spesso se ne parla, non dico solo in quell'occasione, ma prevalentemente, no? Io ho fatto vari studi in cui mi sono occupato del periodo terribile delle persecuzioni, però ho sempre cercato di fare delle ricerche anche in positivo sugli ebrei, non solo ciò che degli ebrei si diceva, cosa si faceva contro di loro, i pregiudizi che si avevano nei loro confronti, ma anche chi erano veramente queste persone, queste famiglie, e non soltanto in quell'epoca, quindi nella metà del Novecento o pochi anni prima, ma andando indietro. Ecco, quindi l'idea di trovare percorsi familiari partendo da lontano, dall'Ottocento, in questo libro che è nella metà dell'Ottocento, e cercando di capire chi fossero veramente questi ebrei friulani in questo caso, no? E poi da rivedere come loro incrociano la piccola e la grande storia, le vicende familiari, che sono sempre appassionanti quando si tratta di famiglie così attive, con molta azione, no? Moltissima azione, da film direi quasi, no? Certe scene potrebbero essere parte di uno sceneggiato televisivo, di un film anche, e vedere queste famiglie in azione che intrecciano la piccola e la grande storia, dicevo, no? Come si diceva anche nella presentazione, in realtà vengono fuori tante cose, e non solo del Friuli, ma dell'Italia e dell'estero anche, e basti vedere gli intrecci, poi penso che ne parleremo con Garibaldi, con Mazzini, no? Questa era gente che aveva contatti un po' con tutti, no? Ovunque, anche all'estero, e quindi vedere questi intrecci, a me piace sempre fare questa mescolanza di storia locale e storia, grande storia generale, penso che sia sempre molto utile. E poi ripercorrere tutti i filoni appunto
abbiamo già citato l'aspetto religioso, ma l'aspetto patriottico, a volte anche nazionalista, anche con le cose di cui si può discutere ovviamente, anche se collocate nel loro tempo, quello politico e quello industriale, commerciale, ecco, ho cercato di seguire un po' tutti questi filoni e cercare di capire io per primo e poi di trasmettere al pubblico chi fossero queste famiglie. Oggi magari, come sempre, no, in questi casi si va in giro per la città, si vede, che so, quando vai non è proprio il luogo più ilare della città, quando si va sul cimitero di San Vito c'è via Mario e Riccardo Luzzatto, che probabilmente nessuno sa chi sono, ma come sempre per una via c'è un motivo e speriamo che magari qualcuno dopo questa sera, dopo aver letto il libro, sappia chi sono. No, infatti è importante anche questo, perché tu attraverso questi racconti, come poi adesso vedremo, insomma dai anche degli spunti proprio, cioè metti anche curiosità. C'è una curiosità che ti porta poi insomma ad andare ad approfondire e sono molto d'accordo su questa unione, su questo intreccio tra macrostoria, cioè la storia, quella che in fondo poi anche si studia nelle scuole, quindi la macrostoria, ma la macrostoria contiene anche le microstorie, e le microstorie sono esempi importantissimi, perché la storia non è una vita che viene vissuta come se fosse un palcoscenico, la storia è la vita vissuta, quindi attraverso le microstorie ovviamente poi si risale a quelli che possono essere gli eventi più noti e più importanti. Io ho fatto un esperimento a scuola, come facciamo ogni tanto, nel senso buono ovviamente, di provare a raccontare il Risorgimento a partire da vicende locali, friulane, no? Facendo fare anche ai ragazzi un giro della città, fino al Museo del Risorgimento, a Udine, no? E vedendo le vie, le insegne, le statue, le lapidi, no? Dicendo anche nei cimiteri, scoprendo nomi, luoghi, questo ha generato un interesse immediatamente superiore nei ragazzi, cioè partire dalla nostra storia qui, no? Le persone a cui intitoliamo le vie, i nomi dei palazzi e via dicendo, e da lì poi ci si diranno adesso la macro storia, e questo è un approccio interessante. I ricordi sono i santuari del esatto. tempo, no? Allora, ti faccio due domande contemporaneamente. Allora, abbiamo visto che i Luzzatto sono perfettamente integrati in questa realtà friulana, italiana e partecipano vivamente al Risorgimento. Ecco, la metà dell'Ottocento per noi è il periodo dell'idea di nazione, dell'idea di patria. Ecco, queste parole oggi forse sono un po' così, un po' fuori moda o no, oppure sono utilizzate anche in un altro senso, ma ecco, l'idea di nazione, l'idea di patria, il patriottismo, il nazionalismo, diciamo quello vero, era molto sentito anche proprio dai componenti della famiglia Luzzatto, e c'era un mito fra tutti che era il mito di Garibaldi. Ecco, la figura di Garibaldi che rappresentava un punto di riferimento, quasi un modello, no, da imitare, era un paradigma. Ecco, quindi ti chiedo, ecco, come si muovono i Luzzatto in questo ambiente che preme, no, per il raggiungimento dell'unità? Poi noi vedremo che c'è anche un protagonista che partecipa alla scrizione del libro, ma come si muovono? E la copertina ci dà già un'indicazione, no? Quindi se ci puoi spiegare la copertina e dirci come si muovono i Luzzatto all'interno del Risorgimento italiano e friulano. Guarda, come dicevamo, per loro l'idea di patria, la terra dei padri, no, è fondamentale. A volte sfocia in forme che per noi oggi sono anche discutibili, forse, non lo so, questo sarebbe un bel elemento di dibattito. A volte forse però ci manca un po' di sano patriottismo. Una via mediana forse si potrebbe trovare fra certi esagerati patriottismi, almeno a noi paiono tali, del passato e la realtà che viviamo oggi. E per loro era fondamentale non perdere la loro identità, fossero o non fossero poi praticanti, perché gli ebrei, specialmente nell'Ottocento, spesso non sono molto praticanti, anzi a volte sembrano molto più italiani nel caso nostro e più dediti alla causa della città, della regione, del territorio, della nazione in cui vivono che alla causa del paese. Però l'idea di tradizione della famiglia, della loro cultura, della loro lingua, eccetera, la mantengono praticamente sempre o quasi sempre. E quindi per loro era fondamentale riuscire a tenere unite queste due realtà. Nella realtà patriottica italiana ci servono i miti che tutti conosciamo,
conosciamo anche lì, si possono fare tante discussioni, però Garibaldi insomma, è un punto di riferimento fondamentale, e addirittura sui giornali, sugli scritti dell'epoca degli ebrei, Garibaldi viene portato quasi come fosse una sorta di messia, di nuovo messia, no? Il messia della nuova patria, veramente un idolo, esageratamente, possiamo dire quello che vogliamo, però era un punto di riferimento ineludibile, al punto che il Riccardo Luzzatto, come tu anticipavi, parte a 18 anni con i 1000, scappando di casa per riuscire a unirsi alla spedizione, no, a Quarto di Genova. E questa copertina, ecco, ci fa vedere Riccardo Luzzatto udinese con suo fratello Adolfo, un nome non molto idoneo per un ebreo, Adolfo, ma non c'era ancora Hitler, quindi non lo sapevano, con fratello Adolfo, e li vedete con due divise diverse, Riccardo quella dei garibaldini, la camicia rossa, e l'altro invece nell'esercito regolare. Quindi sono due eserciti che poi si scontreranno in Aspromonte, e i due fratelli si troveranno l'un contro l'altro armati. Ci è venuta la stessa situazione, no? Quindi, per fortuna quello scontro finirà quasi prima di cominciare, facendo solo, fra virgolette, qualche morto, però i due fratelli si trovarono uno di qua uno di là. Però vedete che lottavano per la stessa causa, uno in un modo, uno nell'altro, e sono qui che si tengono per mano, a braccetto, si muovevano molto bene, anche se poi avevano preso due strade, due diverse interpretazioni, diciamo, del risorgimento. E quindi ci sono anche queste vicende, perché poi in queste famiglie, non solo nel Luzzatto, trovi appunto chi stava nell'esercito regolare, chi stava nei 1000, poi più avanti troverai il fascista nel Novecento e l'antifascista nella stessa famiglia, e si troverà un po' di tutto. Anche questa è una grande lezione, no? Gli ebrei non sono un blocco monolitico, tutt'altro proprio. Sì, questo è molto importante, perché fa vedere anche l'apertura, no? Perché di solito poi si dice anche che gli ebrei sono sempre solo ed esclusivamente chiusi, no? Tu hai detto la terra dei padri, e io ti aggiungo anche la madre patria, no? Cioè la madre che accoglie i suoi figli. Questi erano dei legami fortissimi nel risorgimento italiano, che secondo me poi insomma erano importantissimi e bellissimi, perché veramente ci si credeva. Quindi era la madre patria, la madre che ama i propri figli, e quindi i figli cercano di difendere la madre, ed è anche la terra dei padri, quindi della tradizione. E questi due giovani che combattono per lo stesso motivo, anche se apparentemente in situazioni diverse, lo dimostrano, no? Pur non essendo, diciamo, essendo italiani, ebrei, ecco, appartenenti a questo. Poi per gli ebrei era una grande occasione il risorgimento, no? Perché era il modo di inserirsi pienamente in un'identità nazionale, no? Facendo vedere che loro erano e si sentivano appartenenti a quella identità. Era una grande occasione per gli ebrei, che difatti poi fu colta per un periodo. Sì. E tra l'altro era un nazionalismo positivo questo, cioè non era il nazionalismo che poi si svilupperà successivamente alla fine dell'Ottocento. E appunto ci sono anche le donne, no? Come diceva prima l'editore, ci sono le donne che partecipano, che sono veramente a fianco dei propri mariti, dei propri figli, che lottano ognuno con i propri mezzi. In particolar modo a me è piaciuta molto la figura di Fanny Luzzatto, no? Ecco, di questa sorta di Adelaide Cairoli, no? Ecco, a scuola adesso sono tornate le donne risorgimentali, insomma, ci sono stati anche degli studi sulle donne che hanno fatto il risorgimento italiano. Ecco, una di queste per esempio è Adelaide Cairoli, che perde i figli e però continua a credere, ecco, nella lotta. E Fanny Luzzatto un po' la ricorda sia nell'epigrafe, no? Ecco, sia nelle parole che lei scrive. Se vuoi magari leggere anche sì, perché lei in qualche modo è il simbolo familiare della madre patria, no? Che ci tiene ovviamente ai propri figli come solo una madre può tenere. Io non guardo, tu sei meglio di me, pagina 85. L'ho studiato, io no. E ci tiene come madre, un amore viscerale per i figli, però al tempo stesso è questo amore per la patria che la fa essere molto combattuta proprio interno, no? Perché dall'altro è orgogliosa che i figli partano, vadano a combattere, perché era l'ideale che avevano imparato in famiglia. Poi ovviamente quando il figlio di 18 anni se ne va, e difatti non voleva che Riccardo era più giovane, come non voleva che partisse
partisse e Riccardo scappa di casa praticamente e lei lo va a inseguire fino a Genova, lo trova lì e Riccardo ormai è praticamente imbarcato e lei consegna degli aiuti a Garibaldi, per la spedizione e vuole almeno salutare il figlio, no? E c'è questa epopea di questo viaggio fatto fino a lì alla ricerca del figlio, le vicende sono complesse perché poi è anche vero, insomma, dare l'idea di un film. A pagina 95 c'è proprio l'edizione della Tribuna dove dice: il Friuli ricorderà sempre con venerazione e gratitudine questo nobile tipo di donna, buona e forte, modello di ogni virtù domestica e cittadina. Ecco, questo è un bellissimo accostamento, no? Virtù domestica, quindi madre di famiglia, madre, moglie, però anche cittadina. E andrà onorato e superbo di averle dato i natali. Possano le nostre donne imitare nell'educazione dei loro figli la signora Fanny Luzzatto, che seppe ispirare ai suoi fin dall'infanzia il devoto culto e l'affetto sino al sacrificio per la patria. Possano d'esse, quando l'Italia chiami raccolta le sue giovani schiere, accompagnare i figli sui campi di battaglia, così come questa eroica donna, questa Adelaide Cairoli friulana, con sublime sacrificio, accompagnò a Quarto il 5 maggio 1860, benedicendolo, il suo, anzi il nostro amatissimo Riccardo. Questo è un ricordo al momento della morte, sì, no? Di famiglia. Sì, chiaramente c'è preparativo, come avviene nel momento dei funerali, ricordo, però questo era il quadro della donna, no? Del riuscire a tenere unito l'aspetto familiare con quello dell'aiuto del marito, se vuoi poi ne parliamo un momento, anche del marito Mario, non mi pare benissimo, e con quello dell'azione concreta, perché poi queste persone come altre facevano parte dei comitati segreti, no? Quindi per questo proprio l'azione, pensiero e azione. Certo, ho trovato un libro dedicato a Luzzatto con la firma autografa di Mazzini, ecco, no? Quindi i personaggi erano questi, no? E lei faceva nel suo piccolo anche a Udine. Facciamo per esempio l'episodio dei colombi tricolore che a me ha colpito moltissimo, perché a parte che veramente potrebbe essere una scena, si potrebbe fare un piccolo, come si dice, un corto. Ecco, un cortometraggio appunto su alcune scene. Sì, cose che a volte ci sembrano, a volte sono eroiche, a volte possono sembrare piccole, ma non era così, perché in una Udine occupata dagli austriaci, prendere dei colombi, dipingerli con i colori dell'Italia e farli volare in città, oppure andare in giro per la città ad attaccare bandierine ai muri e poi vedere i soldati austriaci che dovevano andare a staccare le bandierine o a cacciare i colombi, a prendere il vessillo italiano sul campanile. Erano atti, sarebbero stati chiamati sovversivi. Erano sovversivi, qualcuno ogni tanto finiva in galera, il marito a un certo punto lo spediscono in Boemia in prigione, quindi non erano atti che si facevano così per fare dimostrazione col permesso dell'autorità, il corteo autorizzato, erano atti sovversivi. A Udine si giunse anche a fare degli attentati, eccetera, non da parte di famiglia. Tornando al 1859, quindi siamo in piena, periodo risorgimentale, seconda guerra di indipendenza e spedizione dei Nilde. L'ultimo spunto di quell'anno, tratto dal diario, risale al mese di ottobre. Sempre attiva e tenace, Fanny trova il modo di provocare gli austriaci usando 2 semplici colombi bianchi portati dalla casa di Pavia di Udine. Colorate di rosso e di verde le ali di ciascuno, ne fa 2 specie di tricolori volanti e li libera in città, rallegrandosi del fatto che per la polizia sarà alquanto difficile prenderli. Non paga di ciò, crea altri piccoli tricolori usando pezzettini di carta che fa gettare da alcuni fidati amici per le vie del centro in un giorno di pioggia, quando l'acqua li fa appiccicare per terra, così che spazzarli via diventa difficile e lei, appositamente uscita in carrozza, si aggira per la città godendosi la scena. I poliziotti devono raccoglierli uno per uno e in questa circostanza il commento di O è non solo assai sintetico ma anche sprezzante: gli imbecilli. Sì, poi era anche il tipo, ecco, ci sono nel libro varie cose di questo genere, uno si può anche gustare, no? in qualche modo. Poi era anche il tipo che, siccome in famiglia si respirava quest'aria, ormai abbiamo capito, nel 48, quando c'è quel mese in cui Udine si libera per un mese, no? Questa effimera liberazione degli austriaci, e però allora era un
protagonisti. Mario Luzzatto, papà di Riccardo, marito di Fanny, era nel comitato di governo provvisorio di Udine ed è uno di quelli che non cedono, cioè non accettano la resa, alla fine era pronto a morire, poi in realtà la maggioranza si è arresa al ritorno degli austriaci. Quando entrarono gli austriaci in città nuovamente, dopo quel mese di libertà, Riccardo aveva 6 anni e dal suo balcone è andato a prendersi dei sassi e li tirava in testa ai soldati austriaci che passavano. E lì però la mamma gli dice no, non farlo, sono ragazzini, cioè ragazzi stanno facendo il loro dovere, non sono loro che dobbiamo combattere. In quel momento lei vede questi giovani austriaci che passavano come dei suoi figli, quindi la scena cambia e riemerge la madre. Sì, e comunque diciamo, ecco, i volantini tricolore erano innocui, mentre certo. magari i sassi avrebbero potuto anche fare male, no? Quindi esatto. era un segno, diciamo, anche educativo. Si sapeva farsi sentire, perché quando nel 59 mandano il marito, no, lo catturano e lo trasportano a Josefstadt in Boemia, prigionia durissima, e lui fa anche con dei personaggi, Aleardo Aleardi, altri personaggi italiani importanti. Lei, quando viene a sapere di questo, si reca al comando austriaco su un castello a Udine e pretende di vedere il comandante. E quando le consentono di parlare col comandante, lei fa una sfuriata, questo rimane agghiacciato e quando esce parla con le guardie e dice abbiamo sbagliato. Queste guardie cosa non dovevamo mandare via il marito, dovevamo mandare via la moglie, no? Ecco. E quindi lì lei senza timore fa una sfuriata ai comandi generali austriaci, insomma. Ecco, c'erano tutti questi aspetti che sono molto belli. In tutti i personaggi, che poi ce ne sono tanti, come sai nel libro. Ecco il figlio, appunto, Riccardo, questo suo amor patrio, questa sua dedizione, questa voglia di partire per la spedizione dei 1000 e questa necessità però di unire, ecco, questa sua passione per la patria, questo suo senso di nazione col rassicurare i familiari che sono rimasti. Non vi preoccupate, sto benissimo, lui si vede sono sempre in che stava salute. bene, sì. Chissà se effettivamente era vero, no? Però lui cercava di rassicurare sempre i suoi. Abbiamo un bellissimo epistolario di fatti, Sì. no? Che è il patrimonio dei musei civici di Udine, dove sono una ventina di lettere scritte da Riccardo Luzzatto alla famiglia. Poi ci sono anche quelle scritte da Aspromonte e quelle scritte anche dal Forte di Bardo in Valle d'Aosta, dove dopo Aspromonte lui va in carcere con i garibaldini che erano stati da Aspromonte, no? Prigioniero degli italiani stessi, no? In questo momento paradossale, ma ce ne sono ripetuti forse altri nella nostra storia, no? E prima ancora, no? Quando sta per partire, in cui dice: nel momento che io mi dispongo a compiere uno degli atti più importanti della mia vita, provo, miei cari, più che mai il desiderio di espandere il mio cuore nel vostro. Ed è appunto perciò che oggi vi scrivo. Io parto per la Sicilia. L'amor patrio che altra volta trattenni e dominai con l'amore filiale, ora trabocca e ha il sopravvento. Io parto per la Sicilia. Non poteva il figlio di Mario e Fanny Luzzatto mancare per 2 volte all'appello della grande patria. Perché altre volte le avevano impedito, no? Credo che sia veramente un libro che aiuta a comprendere il sentimento veramente patriottico, il sentimento di fede. Ecco, questa è una fede. Questa è una famiglia che non aveva bisogno di niente, una famiglia molto benestante, quindi non poteva fare verduriera. Non era interessato, ecco, non assolutamente. Senza scordare che poi lui fa tutta una carriera politica, ecco, oggi parliamo più di lui, ma potremmo parlare di tanti altri, ma abbiamo preso questo filone, fa una carriera politica importante, sarà deputato fino al 1913 e poi scoppia la guerra e lui a 73 anni parte volontario. Lui sarà alla presa di Gorizia nell'agosto del 16 e anche lì, quando scrive a casa, lui sta sempre bene, no? Sempre bene, anche quando l'hanno ferito, eccetera, eccetera. E la cosa bella, diciamo così, sempre folcloristica, ma è che quando lui andava in missione a capo di una squadriglia si doveva sempre camminare, nessuno doveva correre, perché Garibaldi gli aveva insegnato che chi corre vuol dire che ha paura. Il problema è che erano cambiate un po' le tecnologie, per cui dal fucile che sparava un po' alla volta c'erano le mitragliatrici, però lui camminava sempre, chi andava con lui era terrorizzato perché con lui si camminava, perché non bisogna correre davanti al nemico.
però alla fine sì, non ha ferito, ma si è salvato a 73 anni. È interessante anche questo, cioè quindi non è che sia un amore per la guerra, ecco, perché ricordiamoci che poi nella prima guerra mondiale, ecco, c'era stata proprio l'esaltazione, no, dei Lui giovani, aveva questa idea di completare il risorgimento. di completare il risorgimento, Discutibilissima, sì, però era autentica, quindi non era, diciamo, un guerra fondario, No. era uno che credeva nel raggiungimento di un'unità e quindi bisognava utilizzare questi mezzi in un momento in cui tra l'altro nasce anche la prospettiva del pacifismo. Certo. Perché No, la guerra veniva vista perché lì loro avevano fatto, fra i giovani garibaldini, avevano fatto, lui lo chiama un patto giurato, che se ci fosse stata l'opportunità di completare l'unità, Trento, Trieste, eccetera, chi ancora in vita doveva andare. Lui è uno dei pochi ancora in vita tra i giovani garibaldini e siccome è stato quel patto, prende parte. Sì, un fatto proprio Fatto di sangue. Di sangue, proprio così. E certo sono cose che a noi lasciano un po' così, ma no, secondo me invece questi erano i tempi e c'era comunque una coerenza. assolutamente. Poi guarda, nel tuo libro ci sono tantissime immagini, io ti chiedo di dare così un'indicazione di una sorta di percorso, di visita guidata, dove possiamo andare, ecco, per trovare le tracce, le vestigia. Intendi nel libro? No, nel libro ci sono le immagini, quindi una visita guidata a Udine e con il libro in mano. Per esempio in via Paolo Sarpi, che è proprio di fronte alla biblioteca Iotti, dove sono i portici, e lì se uno guarda in alto a un certo punto vede una lapide a Paolo Sarpi che fu messa da Luzzatto nel 1912, quindi era a settembre, quindi fra poco, 110 anni, la vollero a tutti i costi loro che erano massoni, come la gran parte dei protagonisti di Sottomentali Garibaldi stesso, e Paolo Sarpi era un simbolo della massoneria ed era un simbolo anticlericale. Sostanzialmente, ma è un simbolo di libertà di coscienza, di libertà di pensiero, anche lì tutte interpretazioni che noi possiamo vedere, ma questa era la loro. E loro hanno voluto, era a casa loro, e hanno voluto mettere, ci sono ancora oggi le foto della inaugurazione di questa effigie, poi no, con una scritta molto dura, chi passa di sotto non l'ha mai letta la legga, questi erano i tempi, d'altronde il mondo clericale era altrettanto duro nei confronti degli ebrei, dei massoni, eccetera, c'era una lotta feroce in quel periodo e così ci si rende conto un po' del clima dell'epoca. E poi ci sono i busti di Cella, che era uno dei 1000 che poi morì anche suicida, ci sono vari ricordi che possiamo trovare al cimitero, come dicevo, no? Ci sono busti, statue, vie, intitolazioni, fino al Museo del Risorgimento, dove secondo me va troppo poca gente, perché è un museo piccolo ma carinissimo. C'è anche se si va in via Poscolle, c'è un ricordo sempre in alto di quando passò Silvio Pellico da Udine. E c'è di tutto, adesso un giorno si potrebbe anche fare un incontro sui luoghi risorgimentali sui luoghi di Udine e su queste tappe, diciamo così, no, guidate. Ce ne sono tante, quando sono andato dalla classe abbiamo passato la mattinata fuori. Ma così anche visivamente. Piazza Garibaldi, col monumento a Garibaldi, 1883, no? Abbiamo cominciato a farlo, poi l'hanno inaugurato nell'86, questo monumento a Garibaldi che ha tutta una sua storia, tra l'altro, no? Molto interessante. Che si parla tanto anche proprio della struttura dei luoghi, dell'importanza dei luoghi, perché si parla tantissimo del monumento documento. Passando diciamo all'aspetto un po' economico, i Luzzatto hanno dato importanza alla produzione serica, no? La produzione della seta che è una novità, no? Per un Friuli che si basa soprattutto su un'economia rurale, diciamo agricola. L'Ottocento è molto importante, poi calerà questa importanza, ma nella seconda metà dell'Ottocento è un tipo di produzione e poi di commercio importante, al punto che i Luzzatto commerciavano non solo in Italia ma anche con l'Egitto, addirittura con la Francia, ho trovato, no? Quindi era un commercio a livello mondiale, europeo mondiale. E poi avevano
avevano stabilito sia a Pavia di Udine che a Goricizza i edifici, quindi insomma c'erano attività, erano molti dipendenti, molte famiglie dipendevano da queste industrie, da queste, quindi molto importante. quindi era importante. Lì a Goricizza c'era grazie a Dio Luzzatto, che era uno del Luzzatto venuto da Gorizia, diversi di loro erano giunti a Udine, nella Gradisca, da Gorizia, e poi si installarono a Udine permanentemente, addirittura grazie a Dio, Luzzatto, grazie a Dio è un tipico nome ebraico, come grazie a Dio Isaia Ascoli di Gorizia, e addirittura lui divenne per un periodo sindaco di Udine, mentre ci fu un Ugo Luzzatto, nipote di Riccardo, che fu sindaco per 2 volte a Codrolco. E quindi questo ci dà l'idea anche, no, io poi qui racconto di Luzzatto gradiscani, goriziani, e addirittura di un Moisè Luzzatto che da Gorizia andò a vivere, sempre parente loro, andò a vivere invece a Trieste, dove fu per 25 anni vice podestà di Trieste. E anche lì in un capitolo ricostruisco un po' tutta la sua vicenda triestina, quindi si va anche oltre il Friuli in realtà, no? C'è qualche scappata oltre il Friuli, la sono consentita. Come diceva prima l'editore, tu ti sei occupato anche di altre famiglie, no? Ecco, hai qualche idea per il futuro? Sì. Dei personaggi dell'eroismo? Ci vuoi rivelare qualcosa, ma non tutto? Allora, mi sono occupato, l'abbiamo detto nella presentazione, dei Gentili, dei Morpurgo, ma anche dei Sachs, no? E poi non scrivendo libri, ma per articoli, saggi, eccetera, anche di altre famiglie o di altri personaggi friulani, al punto che credo di aver coperto più o meno quasi tutto. E un buco che è rimasto è quello dei Basevi di Udine, adesso sto cominciando ad occuparmene, ecco, e quindi questo potrebbe essere una nuova pista di ricerca. Dopodiché più o meno, salvo che emergano cose nuove, ma sono o interessanti da approfondire, il taglio che avevo scelto, l'epoca che avevo scelto, cioè quei 40 anni a cavallo fra 800 e 900, anche un po' prima, un po' dopo, ma sostanzialmente quelli dovrebbe essere più o meno coperto. Alla fine ho pubblicato 7-8 libri sull'argomento, quindi insomma molto, un po' di ricerca l'ho interessante fatto. anche appunto c'è la voglia di, cioè noi diciamo, ma ha scritto ancora qualcosa dopo? Adesso non l'aspettiamo. Mi sono occupato un po' di altre cose ultimamente, di altri libri di storie. Però ecco, Divagando per storia americana, anche jazz, roba del genere. Avevo bisogno di staccarmi un po' dopo tanti anni in cui mi occupavo di questo. comunque io quando ho letto il tuo libro ho fatto nella mia mente, ho fatto mia la citazione di Walter Benjamin. La narrazione non mira come l'informazione a comunicare il puro in sé dell'accaduto, ma lo cala nella vita del relatore per farne dono agli ascoltatori come esperienza. Così gli resta il segno del narratore come quello della mano del vasaio sulla coppa d'argilla. E tu sei la mano del vasaio sulla coppa d'argilla. Resta questo segno perché nel momento in cui si legge sentiamo, insomma, oltre che la passione che tu metti, la competenza e la grande attenzione che dai a questo, quindi è una narrazione non Sinceramente, informativa. se non riesco a coinvolgermi nella storia che studio e che narro, non mi diverto, perché è faticoso, ma deve essere anche divertente. Se non mi diverto, se non è anche un piacere, perché devo perdere tempo? Sì, no, perché diventerebbe una cosa distaccata, no? Anche asettica invece. C'è qualcosa di più di un lavoro, di una cosa, scoprire tante cose anche di se stessi, no? E raccontare gli altri, ma raccontare in qualche modo anche se stessi, no? E viceversa. L'ho fatto con vari personaggi, siamo partiti dal dottor Sachs, no? Da quella bellissima vicenda, e lì devi trovare anche un po' l'oggettività, il distacco, ma anche l'immedesimazione, che non deve nuocere all'oggettività, ma devi sentirti partecipe della storia, se no non la tratti con amore, non la tratti con cura, no, se no divento reso conto, la cronaca. Sì, Così. va bene. Grazie.